Pronti? 1, 2, 3. È buono questa volta il segnale e cerca di portarsi in vantaggio Antonio Boccino, che scivola in testa nei confronti di Allocco Jet, mentre in terza posizione c'è Bomberdino. All'esterno invece Boato Tor, che viene anticipato proprio da Bomberdino. Bomberdino va ora su Antonio Boccino, va a chiedere strada dopo 400 metri in 30 e la ottiene. All'esterno rimane invece Boato Tor, che si impegna ora al sediolo, lo attacca dopo 600 metri e a sua volta ottiene il via libera. 45,2 per i primi 600 di gara, si viaggia quindi a velocità piuttosto sostenuta, perlomeno in questo primo segmento di gara. Ora il mezzo miglio se ne va in 59,1, ancora più forte, con un secondo quarto in 29,1 e 13,9 di parziale. Boato Tor e Bomberdino all'avanguardia davanti a Antonio Boccino, mentre all'esterno c'è il tentativo di Daylove, che però sbaglia, e così cavalli all'esterno. Numero 9, Daylove Dipa, squalificato. C'è soltanto First Love ML che cerca di progredire, ma l'andatura è davvero proibitiva. C'è stato un 28,8 di quarto ora per arrivare ai 600 metri finali, con un altro parziale sollecito in 14,8. E siamo ora a 500 dalla conclusione, con al comando sempre Boato Tor su Bomberdino e Antonio Boccino. Cerca di farsi luce anche Condor Horse. Poi è Allocco Jet che avanza con decisione a 250 dalla conclusione. Ingresso in retta d'arrivo con Boato Tor in vantaggio su Bomberdino a centropista. Allocco Jet, poi lo sprint in open stretch di Bomberdino, ed è Bomberdino che vince nei confronti di Antonio Boccino, mentre al terzo dovrebbe essere forse ancora Boato Tor. Alla fine si è rischiato, ma c'è anche Aramis K che finisce a bomba, quindi da rivedere sicuramente l'arrivo. Vedete il numero 5 di Boato Tor ormai in difficoltà nelle battute conclusive. Passa Bomberdino che controlla il finale interno di Antonio Boccino. Terzo è ancora Boato Tor, quarto posto per Aramis K, e al quinto dovrebbe essere il numero 6 Demonio DSE, che riesce a sprintare appunto per il quinto posto. Questo l'ordine d'arrivo naturalmente in termini ancora ufficiosi. Andiamo a rivedere ancora il successo del numero 3 Bomberdino, Giorgio D'Alessandro Junior, che la vince in open stretch per conto di Marco De Vivo e del signor Pasquale Iovene.